Tragedia sul Monte Bianco, frana provoca un crollo di pietre. 43enne di Pieve di Cadore muore mentre partecipa ad un corso per le guide alpine. Cordoglio nel Bellunese e a Maniago, dove l'uomo papà di una bimba era nato. Shock a Padova, uno studente ventenne muore dopo essere caduto dalla torre di economia in via Bassi, polizia sul posto. Si tratta di un gesto estremo. Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi, tanti esponenti veneti del Carroccio pronti all'ultimo saluto al fondatore, il ricordo commosso dei leghisti di ieri e di oggi. Massimo Cacciari ricorda Bossi l'importanza che ebbero le sue idee nella storia della politica italiana. Da potere al popolo, un post su Facebook: tutto l'attacco ci ha messo gli uni contro gli altri, non ci mancherà. Ciclista 47enne falciato da un'auto a Vicenza, continuano gli incidenti gravi lungo la Postumia, solo ieri quello che ha visto coinvolte 3 vetture. La strada è pericolosa, dicono i residenti. Festa di fine Ramadana a Mestre, oltre 2000 fedeli in via Giustizia, nello spazio dove dovrebbe sorgere la nuova moschea. Presidio leghista, botta e risposta con la comunità islamica. Oltre 62.000 kg di granchio blu in 6 mesi. In Veneto l'invasione è ormai strutturale lungo 150 km di costa. La regione punta a trasformare l'emergenza in opportunità. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, ancora una vittima della montagna. L'incidente è avvenuto in Francia sul Monte Bianco, ma la tragedia coinvolge 2 comunità in provincia di Belluno e Pordenone. Lutto per le comunità di Pieve di Cadore e di Maniago. Carlo Chiodini, 43 anni, è morto ieri in un incidente sul Monte Bianco e lascia un figlio di soli 7 anni. L'uomo era originario di Maniago, in provincia di Pordenone, ma da anni risiedeva a Pozzale di Pieve di Cadore, di dove sono originari la madre Carolina e i nonni materni, ed è qui che è maturato il suo amore per le montagne. L'incidente è avvenuto in Francia, a 3.400 metri di quota, sul Grand Flambeau, poco distante dal confine italiano in Alta Savoia. Una frana ha colto di sorpresa il gruppo di cui faceva parte, che era composto da 3 alpinisti italiani, tra cui una guida. Secondo quanto comunicato dalla gendarmeria di alta montagna delle Hautes-Alpes, Chiodini è morto sul colpo, mentre una seconda persona ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa. L'alpinista è ferito, è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy. La tragedia è avvenuta durante un corso per aspiranti guide organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori francesi e le autorità competenti, impegnati nelle operazioni di recupero e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio è stato espresso alla famiglia della vittima da parte delle amministrazioni comunali sia del paese di origine che di quello di residenza. E dramma questa mattina a Padova, uno studente è morto dopo essere caduto dalla torre di economia in via Bassi. Si tratta di un gesto estremo. È precipitato sotto gli occhi di tanti studenti universitari che si preparavano a entrare nelle aule presenti nella torre di economia del complesso Pioveco Nord dell'Università di Padova in via Bassi. Non ce l'ha fatta ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118, un giovane di 20 anni. Studente, il ragazzo non era originario del Veneto. La tragedia si è consumata intorno alle 8. Immediati sono scattati i soccorsi con l'arrivo dei sanitari e della polizia che sta conducendo in queste ore le indagini. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un gesto volontario. Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi, tanti esponenti veneti del Carroccio pronti all'ultimo saluto al fondatore, il ricordo commosso dei leghisti di ieri e di oggi. Ma la Lega Trevigiana è una Lega che lo ha amato profondamente, visceralmente, e che lo ama tuttora profondamente e visceralmente. Io ho ricevuto tantissime telefonate per se organizzavamo magari un pullman per i funerali, vediamo cosa riusciamo a fare. Porte aperte, bandiere gli state a lutto al K3 e non potrebbe essere altrimenti nella sede del Carroccio della provincia più leghista d'Italia, primato certo offuscato ma non del tutto svanito. Tra queste mura Umberto Bossi è stato più di un riferimento, trade union tra vecchie e nuove generazioni di politici e amministratori. In tanti si stanno organizzando per esserci ai funerali a Pontida e questo a poco meno
meno di un anno dall'addio a un altro pezzo della Lega, Giancarlo Gentilini. Di certo ci saranno l'attuale segretario provinciale Dimitri Coin con Giampaolo Gobbo, colonna portante del partito di ieri e di oggi. Io ho avuto la fortuna di andarlo a trovare qualche volta appunto assieme a Paolo. È una perdita che comunque è pesante, la presenza si sentiva comunque. Bossi c'era sempre, quando si parlava di Bossi tutti stavano in silenzio, qui a Treviso sicuramente. L'ultimo incontro con il Senatur risale al Natale scorso e già si stava progettando una visita per Pasqua. Gobbo, che con Bossi ha condiviso tante battaglie, gli alti e i bassi di ogni parabola politica, fatica a trattenere la commozione. Alle sue spalle una foto del 2000. Un uomo del popolo, un vero uomo del popolo, con degli ideali e con un coraggio enorme. Un grande uomo, un maestro di vita per me. Cosa le ha insegnato? Tantissimo, tantissimo. Stare dalla parte del popolo, della gente. Assolutamente, sembrava un burbero. A me mandava spesso a fare, e dopo non dico l'altra parola, ma diciamo che dalle 2, 3, 4 del mattino in poi bisognava essere sempre pronti perché poteva succedere qualsiasi cosa, per cui eravamo veramente sempre pronti. Un Bossi sanguigno dentro e fuori la scena pubblica, ma pur sempre presente anche nel suo ultimo lungo crepuscolo. Ricordo perfettamente la telefonata quando sono diventato sindaco e anche la telefonata che c'è stata quando c'è stata la candidatura a sindaco. Cosa le disse quando vinse? Di spingere, di correre, di combattere, perché ricordo che lui era un combattente nato. Ci mancherà una figura visionaria, capace di vedere lungo, e penso che riuscire a guardare queste sfide con anticipo sia una delle principali caratteristiche che deve avere un politico. Era il 28 aprile 2012, da pochi giorni Bossi si era dimesso da leader del Carroccio. A Conegliano, bersaglio delle sue ultime graffiate, fu il governo Monti, ma non mancarono riferimenti agli scandali che in quei frangenti stavano travolgendo lui e il partito, e così si rivolse alla platea che lo aspettava in strada per un comizio. Ebbene, tanto vi ringrazio davvero in un momento così difficile che si trovano degli amici che ricordano perché c'è la Lega, cosa sta andando a fare via. E a ricordare Bossi sono anche tanti ex leghisti come Flavio Tosi e Gianantonio Darè, che non lesina stoccate all'attuale dirigenza del partito. Rivendica il suo essere bossiano doc Roberto Marcato. Mi ricordo del grande Umberto prima della malattia, prima dell'ictus, e sicuramente certi personaggi non sarebbero stati sicuramente neppure lasciati andare, non si sarebbe neppure lasciato avvicinare. È chiaro che qualcuno poi ha sfruttato il suo lavoro per fini propri, dispiace perché è caduto, diciamo, nel dimenticatoio, ma soprattutto io mi ricordo l'Umberto Bossi prima dell'ictus, e sicuramente era un uomo politico che non si sarebbe mai fatto calpestare da chi in questo momento ne ha tratto vantaggio. Non è solo il momento del cordoglio per Gianantonio Darè, uno dei grandi espulsi della Lega salviniana, forse il più eccellente. Attorno a Bossi, fa intendere, si era creata una spessa coltre di ipocrisia, quasi un isolamento forzato. Ma vede, in politica la gratitudine non esiste, esiste l'ingratitudine, esiste cogliere il momento giusto per fini propri, e lui è stato un grande politico della politica italiana, soprattutto ha saputo, ripeto, mettere insieme la destra e la sinistra per un fine ultimo, che era la grande idea del federalismo. Guarda il suo ex leader, anche Flavio Tosi, ora Forza Italia, un rapporto, quello tra lui e Bossi, spesso al centro delle cronache politiche. Talvolta abbiamo avuto opinioni diverse, perché ci siamo confrontati vivacemente sulla secessione, alla quale ero contrario, sulla lotta all'Europa e all'euro, sulla quale non ero d'accordo, però c'è sempre stato reciproca stima, amicizia, rispetto. Lascia un segno perché ha posto per primo la questione settentrionale, che c'è ancora, e quindi ha segnato la storia dell'Italia con un carattere magari piuttosto vivace, esuberante, però onesto, sincero, leale e corretto.
Quindi un ricordo affettuoso ad Umberto. Chi in Lega c'è ancora, pur conservando lo spirito ribelle del Senatur, è di certo Roberto Bulldog Marcato. Il suo è un messaggio a chi Bossi, se non rinnegato, lo ha dimenticato. E mi sono candidato in nome di Bossi e ho dedicato a lui la vittoria quando in Veneto imperava Tosi con Maroni. E io, come sempre ho fatto in vita mia, sto sui valori e io mi sono candidato da bossiano. Se non ci fosse stato Bossi con quei simboli che qualcuno oggi guarda come naif, no, magari anche un po' schifato, magari, ecco, ricordo anche a questi signorini della politica che senza Bossi, con tutto il suo apparato comunicativo, oggi non ci sarebbero, non ci saremmo, non ci sarebbe Marcato, Zaia, Stefani, Salvini stesso, e tanti amministratori, sindaci che di fatto a Bossi devono tutto. E dall'opposta parte politica il filosofo Massimo Cacciari ricorda la figura di Umberto Bossi e l'importanza che ebbero le sue idee nella storia della politica italiana. Non c'è dubbio che Umberto Bossi abbia rappresentato un momento significativo nella storia recente della politica italiana. A dirlo non è un compagno di partito, ma il filosofo Massimo Cacciari, che negli anni di nascita e poi di crescita della Lega fu deputato prima e poi sindaco di Venezia con una coalizione di centrosinistra. Perché ha imposto l'attenzione generale, il tema di una insostenibile differenza tra nord e sud, ha imposto il tema di una condizione economica del nord e della funzione trainante dell'economia del nord. Tutto ciò l'ha posto in termini per me sbagliati, cioè in termini, diciamo, accentuatamente secessionisti, ma non c'è alcun dubbio che è stato anche grazie alla sua azione che per un certo periodo si è parlato di federalismo, si è parlato di riforma federalistica del nostro Stato. Ed in quella prima fase Bossi fu appoggiato da politologi come Gianfranco Miglio, considerato l'ideologo della Lega Lombarda e della trasformazione in senso federale dello Stato. Dopodiché un progetto del tutto naufragato per le sue proprio debolezze culturali intrinseche, perché il federalismo non è secessionismo, perché una certa retorica e certe mitologie erano evidentemente fuori dal tempo, fuori dallo spazio-tempo contemporaneo, e quindi però detto tutto ciò non c'è dubbio che è stata una figura di rilievo nella politica italiana. Di tutt'altra natura rispetto ai messaggi di queste ore anche dal centro-sinistra il post tutto all'attacco pubblicato su Facebook da Potere al Popolo. È morto colui che ci ha messo gli uni contro gli altri, scrive il partito, e ci ha regalato Matteo Salvini, non ci mancherà. Questo il messaggio di Potere al Popolo. Ed ora la cronaca da Vicenza. Nel pomeriggio nella centralissima piazza Matteotti di Vicenza si è verificato un cedimento strutturale al Palazzo del Territorio. L'allarme è scattato verso le 5 del pomeriggio quando una parte della struttura dell'edificio storico ha dato segni di cedimento, rendendo necessaria l'immediata evacuazione. Una parte della piazza è stata sgombrata e transennata dalla polizia locale. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle verifiche per accertare le cause del cedimento ed effettuare la messa in sicurezza. Il problema a quanto pare riguarderebbe una delle capriate installate di recente in occasione dei lavori di restauro. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni di Contraponte degli Angeli, sul posto anche il sindaco di Vicenza. E restiamo a Vicenza con la notizia dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato sulla Postumia. Ciclista falciato da un'auto, è grave. Solo ieri l'incidente che aveva visto coinvolte 3 auto con dei feriti gravi.
Viale Dalviano, ore 10:40. Un ciclista di mezza età in sella alla sua due ruote e percorre in modo incerto il rettilineo quando all'improvviso sterza improvvisamente verso il centro della carreggiata. Impossibile evitare l'impatto per la conducente della Smart, che ha fornito così la sua versione dei fatti agli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi. L'uomo ha riportato ferite gravi, finendo al pronto soccorso in codice rosso. Si tratta dell'ultimo incidente avvenuto nel corso di una settimana di passione costellata di sinistri. Mercoledì la donna investita sulle strisce di fronte al San Bortolo. Ieri pomeriggio la collisione tra 3 vetture lungo la regionale Postumia a Bolzano Vicentino, dove sono rimaste ferite 3 persone. Ieri ho preso tanta paura perché si è sentita una botta fortissima e dopo, uscendo fuori, abbiamo visto questa persona a terra che gli usciva il sangue dalla testa. Succedono spesso, è pericolosa questa strada. Sì, è successo anche l'anno scorso, uscendo in contromano un signore ha preso sotto un ragazzo in moto. Pericolosa comunque, sì, mette tanti divieti ma nessuno che ripeta. La strada è dritta, uno non ci fa neanche caso e quindi uno dice vabbè io tiro, tanto cosa può succedere, ed è lì che anch'io ho fatto un incidente qualche giorno, un mese fa, perché uno non ha visto una rotonda, è andato dritto, quindi mi immagino una strada dritta dove magari non presti neanche attenzione. Abbastanza pericolosa, abbastanza trafficata, e bisogna andare piano, bisogna stare prudenti, insomma, ecco. Sì, la velocità, qualcuno che magari non segue le regole, quindi da lì può succedere qualcosa. Cosa dovrebbero fare? Mettere degli autovelox, più controlli? Un po' più controlli, perché vedo che gli autovelox purtroppo non fanno quasi niente, però... Io personalmente ho fatto un incidente il mese scorso, un mese e mezzo fa. La gente corre, ma corre magari distratti dai telefoni o da altro. È una strada molto pericolosa. È stato riattivato il velox messo fuori uso a Fontaniva. Il comandante della polizia locale usa toni duri contro l'atto vandalico. Riattivato il velox che era stato abbattuto da Fleximen la notte tra il 2 e 3 febbraio scorsi lungo la statale 53 Postumia in comune di Fontaniva. In poche settimane è dunque tornato attivo uno strumento che, come ha dichiarato il comandante della polizia locale di Fontaniva, Carlo Gazzola, diventa fondamentale per garantire la sicurezza lungo un'arteria trafficatissima e già teatro di tanti incidenti, anche con esito mortale. Un'arteria trafficatissima e tra l'altro lei proprio diceva che si è notata la differenza nonostante ci siano tante polemiche legate agli autovelox, perché ci sono tanti automobilisti, camionisti che dicono servono soltanto al comune per fare cassa. In realtà non servono a fare cassa, servono a salvare vite umane. Esatto, sicuramente la percorrenza con il limite di 70 km/h, considerato che si tratta di una strada in trincea, sicuramente è un limite adeguato, garantisce comunque un flusso costante dei veicoli e dà sicurezza. Sinceramente gli incidenti più gravi sono avvenuti prima dell'installazione delle postazioni, poi con il passare del tempo anche le velocità massime hanno avuto una riduzione abbastanza rilevante. Intanto i carabinieri stanno indagando per risalire all'autore del gesto vandalico e Gazzola condanna duramente l'atto. È un atto vandalico commesso da persone che non hanno sicuramente subito lutti nell'ambito stradale. La sicurezza si basa anche sul comportamento dei conducenti, rispettando le norme che sono imposte dai proprietari delle strade. A Mestre ora festa di fine Ramadan con presidio leghista anti-moschea nell'area di via Giustizia. Vediamo. Migliaia di musulmani partecipano in via Giustizia all'Eid Mubarak, tradotto in italiano la buona festa, che scandisce la fine del mese di digiuno del Ramadan. Cerimonie analoghe si stanno svolgendo contemporaneamente in altre parti del comune di Venezia e gli anni scorsi Mestre ne ospitava una affollatissima al Parco Piraghetto. Ma questa volta è diverso. Questa volta l'appuntamento è nell'area di circa 8.000 metri quadri per la quale la comunità bengalese ha firmato un preliminare d'acquisto di circa 1,5 milioni di euro. Il progetto di costruire qui un grande centro islamico ha innescato una polemica che va avanti da mesi.
Bloccata dalla Digos a 150 metri di distanza, l'eurodeputata leghista Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone, manifesta con altri esponenti locali del partito, tra cui il vice sindaco di Venezia Sergio Vallotto, l'assessore Sebastiano Costalonga e il consigliere Alex Bazzaro. Al momento, sostengono, non ci sono le condizioni per costruire una moschea. Oggi purtroppo ancora frequentemente in Italia si assiste a episodi frequenti di matrimoni con bambine di 9, 10, 12 anni. Per noi è inaccettabile. Il velo integrale della donna per noi è inaccettabile. Lo dice, come raccontavo prima, anche l'intelligence italiana e francese, e all'interno delle moschee che si predica l'odio verso l'Occidente e alcuni dettami del Corano. 150 metri più in là, Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese, risponde così all'eurodeputata. Se lei vede che dentro qualche moschea si predica l'odio, deve segnalare alle forze dell'ordine, non ai noi cittadini che non possiamo fare niente. Noi non siamo autorizzati a fare niente, deve segnalare alle forze dell'ordine e queste persone devono essere mandate via. Noi non vogliamo nessun tipo di estremismo, né religiosa né politica. Noi vogliamo vivere bene, in pace e in serenità. Curiosamente l'unico scontro della mattinata è stato tra due troupe televisive di due emittenti nazionali con linee editoriali diametralmente opposte. Finita la festa, Cisint e gli altri rappresentanti della Lega raggiungono l'ingresso dell'area oramai semideserta dove si è svolta la cerimonia. Accettano alcuni dolci tipici, ma non c'è alcun saluto, stretta di mano con Prince Aulader. Il dialogo prosegue a distanza. Secondo noi si deve partire dal rispetto della legge. Rispetto della legge che all'origine non c'è, perché in questo momento purtroppo non è mai stato accettato dalle varie correnti islamiche, non è mai stata accettata la necessità, la proposta o i contenuti per la sottoscrizione di un accordo che è quello previsto dall'articolo 8 della Costituzione, cioè l'intesa. Noi siamo i primi a dire dateci questo contratto, firmiamo e siamo tutti tranquilli che rispettiamo tutte le regole, chi non rispetta fuori dalle scatole. Siamo noi i primi a dire questo, però ci deve essere, cioè non siamo noi che approviamo queste cose, è la politica, è il Parlamento che approva questo. Oltre 62.000 kg di granchio blu in 6 mesi, l'invasione in Veneto è ormai strutturale, ora la Regione punta a trasformare l'emergenza in opportunità, aprendo al mercato e a nuove strategie di contenimento. A un anno dall'avvio, il Veneto fotografa i risultati intermedi del piano regionale Blue Crab Action Plan, nato per contrastare una delle più gravi emergenze ambientali, economiche e sociali degli ultimi anni, il granchio blu. I dati del progetto confermano una diffusione capillare in tutte le principali aree costiere lagunari del Veneto, con densità più elevate nel delta del Po e nella laguna nord di Venezia. Oltre 62.000 kg di specie aliena campionati tra giugno e novembre 2025, lungo 150 km di costa, tra mare, lagune e acque interne. Una specie invasiva praticamente impossibile da debellare, per questo l'obiettivo ora è trasformare il problema in un'opportunità. C'è una certezza, dicevo, qual è? Che questa specie non è possibile debellarla, quindi eradicarla del tutto, per cui c'è la convinzione e la consapevolezza che bisogna convivere con il granchio blu. Quindi l'obiettivo qual è? In primis è quello di mettere in sicurezza gli allevamenti di bivalvi. Quindi una volta raggiunto questo obiettivo, è logico, il granchio blu si può gestire diversamente perché stiamo vedendo che c'è una filiera commerciale diciamo, che costruisce una bella opportunità e che quindi fa sì che questo problema possa diventare una risorsa. Secondo lo studio, il granchio blu mostra un'elevata capacità di adattamento, resiste a temperature tra meno di 10 e oltre 30 gradi e a forti variazioni di salinità. Per questo motivo la Regione annuncia ora un cambio di fase, strategie permanenti di contenimento, pesca selettiva e apertura a nuovi mercati, con l'obiettivo di ridurre l'impatto economico e trasformare parte del problema in opportunità. L'opportunità sia per il granchio blu ma per il pesce siluro è capire dove i mercati sono sensibili. Ci sono mercati asiatici che sono molto sensibili al granchio blu, ci sono mercati
tedeschi, polacchi, che sono molto sensibili al pesce siluro. Il pesce siluro sarà la prossima puntata di un grande problema, perché tutti i laghi fondamentalmente ne sono pieni, c'è anche però la possibilità di farlo diventare un'opportunità economica per i pescatori. Il mercato oggi è pronto per utilizzarlo e quindi da una parte insomma, lo catturiamo, una parte lo vendiamo, una parte lo utilizzeremo per qualcos'altro, insomma può nascere una filiera molto interessante, l'importante è stare vicino ai nostri pescatori. Ed è tutto dal Veneto, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con le previsioni del tempo. Arrivederci.